a shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Salve, sono Marina Verardo, la coordinatrice del Centro Diurno Disabili Mosaico. In questa struttura attualmente ci sono 25 ospiti con diversi tipi di problematicità che vanno dalla sensoriale alla fisica e alla cognitiva. Attualmente il nostro centro si sta spingendo verso le problematicità rispetto alla multisensorialità, nei quali i ragazzi trovano riposo, attenzione, rilassamento e tranquillità. Su questa falsariga e con donazioni abbiamo pensato di attivare un progetto che si chiama Giardino Multisensoriale. Abbiamo coinvolto 3 istituti del comprensorio Pittergino Mottense e pensiamo di realizzare un percorso su varie sensorialità, quella uditiva, quella olfattiva, quella tattile e chiaramente anche sensoriale uditiva. Per prima cosa abbiamo fatto un sopralluogo io e i miei altri compagni di classe su qua al centro diurno. Poi abbiamo fatto una mappa del percorso con un programma al computer. Poi siamo ritornati qua, abbiamo cominciato a scavare e a stendere le varie canaline e i tubi. Abbiamo steso i cavi dopo aver tracciato il percorso e mentre a scuola abbiamo preparato le varie torri con dentro il sensore di passaggio, la cassa e la luce. L'attivazione di questo giardino avviene attraverso un sensore di doppia tecnologia che già da 4-5 metri è in grado di rilevare una persona che attiva le luci, l'audio e la fontana che sta in fondo al giardino. Questa è la parte finale del giardino, che è costituita da queste pompe, da questi tubicini che pompano l'acqua in alto attraverso un circuito di comando comandato appunto da una schedina Arduino che fa partire l'impulso che di sparare in superficie l'acqua attraverso appunto questi tubicini. E la schedina viene alimentata 12 volte e poi invece le pompe sono alimentate da 230 volte.
Terminata la canalizzazione, assieme ai tecnici NICE, è stato automatizzato anche il cancello carraio. Gli installatori NICE ci hanno descritto tutti gli accorgimenti da tenere per un'installazione in ambienti con persone che potrebbero entrare nell'area di manovra del cancello. La prova d'impatto è uno dei test più importanti per accertare la sicurezza dell'automatismo. I sensori quindi riconoscono la presenza di una persona, inviano il comando al circuito di controllo che attiva le luci. Gli altoparlanti cominciano a diffondere melodie rilassanti grazie ad un amplificatore posto all'interno del centro. Abbiamo realizzato il circuito di controllo del giardino multisensoriale con sistemi di open source Arduino. Il passaggio successivo sarà quello di creare un kit completo che consenta di riprodurre le funzioni descritte anche in altri giardini sensoriali. Verrà inaugurato alla fine dell'anno scolastico, pensiamo i primi di giugno, nel quale ci sarà, speriamo, la popolazione, la cittadinanza e le varie figure istituzionali e chiaramente gli studenti che hanno partecipato a questo tipo di progetto. Grazie mille. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day.